Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati in diretta dal Paladante di Trissino per la terza giornata del campionato del Girone A di Serie A2. Un cordiale buonasera da Gabriele Pellizzaro. Questa sera si affrontano Hockey Trissino contro Montecchio Precalcino, una gara che può dire molto sulla zona medio-alta della classifica, con il Trissino che occupa la sesta posizione con 3 punti guadagnati, una sola vittoria e una sconfitta per gli uomini di Carlo Bertinato. La sconfitta all'esordio per 4-3 interno contro il Sandrigo, poi la vittoria a Montebello per 5-2, mentre il Montecchio Precalcino occupa il settimo posto in classifica. Anche i biancoverdi, quota 3 punti, una vittoria contro il Tiene nel derby più sentito per la formazione del Montecchio Precalcino, vittoria appunto interna per 4-2, mentre nella prima partita hanno perso 3-2 contro la Diadema Roller Bassano, il Roller Bassano che nella giornata di ieri ha proprio pareggiato contro il Tiene 1-1, mentre il Sandrigo ha pareggiato 3-3 contro il Seregno. In testa al girone A gli uomini di Mister Giaroni, mentre vediamo entrare in campo i biancoverdi del Montecchio Precalcino. Ricordiamo questa sera altre due partite in contemporanea in questo girone A, con il Recoaro che ospita il Montebello e il Correggio invece ospita il Valdagno. La squadra biancorossa del Montebello ultima in classifica con 0 punti, l'unica del girone A. Il Valdagno invece penultima a 9 punti, poi il Requaro a 3, come Montecchio Precalcino, Trissino e Correggio. Sandrigo e Tiene occupano di fatto la seconda posizione a 4 punti, Seregno e Roller Bassano invece a 5 punti, quindi nessuna squadra a punteggio pieno, mentre nel girone B la rotellistica Camaiore, così come il Matera e il Scandiano, sono a punteggio pieno, 9 punti conquistati. Poi il Pumas Viareggio di Mirko Bertolucci a quota 6 punti, poi un treno fatto da Sarzana For delle Marmi Viareggio a 3 punti, mentre Eboli, Iren Follonica e la Blue Factor Castiglione ancora a quota 0. Poi questa sera ci saranno anche due importanti partite per la Serie A1, per i lati opposti della classifica, il derby tra Bassano e Trissino che può dire molto per la vetta, mentre c'è lo scontro diretto a Castiglione per la zona retrocessione tra appunto Castiglione e FP Giovinazzo. Andiamo a leggere le due formazioni schierate dai rispettivi allenatori, con il numero 11 il capitano Edo Boscaro per il Trissino, 43 per Ray Flaminio il portiere, poi Filippo Ciambetti con il 6, Andrea Tonietti con il 9, 27 per Giovanni Nanaro, 28 per Pippo Mazzaggio, 30 per Nicolas Carpinelli, 47 per Ceretta, 95 per Luca Fortuna e con il numero 13 Alessandro Cazzola. Per il Montecchio Precalcino l'allenatore è Martin Ginestar, con il numero 1 Carlo Sanson, 8 per Capitan Zanini, 6 per Crovadore, 7 per Lo Guercio, 9 per Pozzo, 12 per Carraro, 22 per Nauel Calvo, 23 per Toniazzo, 73 per Dalla Valle e con il numero 10 Riccardo Pozzato. Direttore di gara è Damiano Chiminazzo. Ancora qualche istante e poi il via appunto della terza giornata di campionato, mentre proprio qua nella giornata di ieri c'è stata un'importante gara europea, il debutto in casa per le ragazze di Carlo Bertinato nella USE Champions Woman, con le trissinesi uscite sconfitte 8-3 contro le più quotate spagnole, le più quotate appunto spagnole del Serdagnola. La sconfitta per 8-3 a segno, quindi la sconfitta per il Trissino, che rimane a quota 0 punti, mentre poi la vittoria del Manleu sul Palau nello stesso girone delle trissinesi, no scusate,
la vittoria della Telecable sul Vilassana, importante per le spagnole per trovarsi quindi a punteggio pieno nel girone A. Abbiamo già i due quintetti scelti dai rispettivi allenatori, con Re Flaminio in porta per il Trissino, poi Capitan Boscaro insieme ad Andrea Tognetti, Simone Ceretta e Luca Fortuna, mentre per il Precalcino Sansone in porta con Zanini, Pozzo, Calvo e Dalla Valle. C'è qualche problema nella rete del difesa dal Montecchio Precalcino, un buco che è già stato risolto. Prima palla è per gli uomini di Ginestar, con il tocco all'indietro di Zanini. Allora, prima discesa sulla destra tentata da Nahuel Calvo, e qui attenzione alla prima palla gol per il Montecchio Precalcino sulla sega di Dalla Valle. Dall'altra parte c'è Boscaro per Tognetti, Sanson si allunga e para, un'opportunità dall'altra, e quindi dopo nemmeno 25 secondi due palle gol, una per il Precalcino e una per il Trissino. Tognetti riconquista, Ceretta alza la testa, il 47 rimane in pressing la squadra di Ginestar, trovati in avanti Boscaro, bella la finta di corpo, poi il fallo di Nahuel Calvo, il primo di questa gara, mentre c'è subito un giallo dopo 45 secondi per Andrea Tognetti. Chiminazzo mette subito le cose in chiaro, mostrando quindi un cartellino giallo ad Andrea Tognetti, il classe 2008. Eccolo qui Tognetti, piatto dalla distanza, la deviazione di Fortuna che non trova però la porta, difesa da Sanson. Calvo in mezzo a due riesce a passare. Calvo in avanti a trovare Della Valle, ricomincia da dietro verso Pozzo, il tocco verso Zanini, cambia lato, Dalla Valle si allarga sulla destra, attenzione all'inserimento centrale di Nahuel Calvo, recupera il Trissino, se la porta avanti con il piede Tognetti, non vince contrasto, Pozzo allarga per la conclusione tentata da Dalla Valle, parata da Re Flaminio, poi Ceretta rischia qualcosa, pallina che viene toccata da terra dal giocatore del Montecchio Precalcino, e allora punizione in favore degli uomini di casa. Ceretta, Tognetti, si dispone a quadrato il Precalcino, deve rompere i perni della difesa bianco-verde, ora il Trissino ci prova con Boscaro, discesa sulla sinistra, poi in movimento al centro di Fortuna, poi Nahuel Calvo al contrasto con Andrea Tognetti, contrasto tra i due, giudicato falloso ai danni del Precalcino. E allora Tognetti e Boscaro sul punto di battuta, Fortuna sul retro della porta, difesa da Sanson, cerca di farsi vedere in 95, Ceretta scende sulla destra, non trova spazio e ricomincia da dietro. Boscaro lo attende Calvo, Boscaro taglia il campo per lasciare spazio a Tognetti, retroporta del 9, deve ricominciare anche lui. Ceretta, movimento di Fortuna, si arrabbia Carlo Bertinato, vuole più convinzione da parte dei suoi. Ceretta,
blocco di Boscaro, si chiude bene il precalcino. Boscaro, la conclusione di prima intenzione, parata da Sanson, poi una pallina che diventa buona per Zanini. Attenzione all'inserimento centrale di Dalla Valle, chiude benissimo Andrea Tognetti, che poi a lottare sull'angolo con Zanini. Il contrasto falloso da parte di Andrea Tognetti. Punizione battuta. Dalla Valle non trova lo scarico per i suoi, arriva fino alla propria metacampo. Attenzione alla pallina recuperata con la Ceretta, per fortuna non è riuscito a dare il colpo giusto il 95, poi bravo andare a recuperare la sfera. Non c'è nessun compagno ad aiutarlo in zona offensiva, allora ricomincia da Boscaro. Attenzione al piatto, Boscaro è un assist verso Tognetti. In due su di lui dialoga a retroporta con Fortuna, costretto a ricominciare. Ceretta cerca di muovere palla velocemente il Trissino, Boscaro ne salta uno, vuole il piatto che arriva, Sanson la lascia lì e poi la difende. Di conseguenza è ingaggio a 2 chiamato da Chiminazzo. Calvo sempre in pressing il Trissino, Pozzo ora taglia il campo, il Calvo trova in profondità Zanini, salta Tognetti, movimento in aria di Calvo che aveva preso il tempo a Ceretta, riparte veloce il Trissino in potenziale 3 contro 3. Boscaro non sfrutta bene lo spazio lasciatogli, ma bravo Tognetti a recuperare palla, scende sulla destra, movimento in aria di Fortuna. Tognetti tenta l'alza e schiaccia, viene chiuso, poi palla recuperata. Calvo sbaglia il tocco verso Zanini, ora deve uscire dal pressing ma non riesce. Nei 10 secondi di gioco passivo Tognetti allarga da Boscaro, movimenti in area di Fortuna, ma guardate come si chiude bene il Monteco Precalcino, una sorta di rombo, rischia tanto a portar palla Ceretta, recupera Dalla Valle, gioco di fino del 73, poi scarico all'indietro. Pozzo seguito da Fortuna, lo attende, arriva poi il raddoppio di Ceretta, forse falloso, segno che è andato sulla palla Chiminazzo. Poi una sorta di 2 contro 2 sulla sponda, si arriva anche Ceretta, poi pallina che esce, l'ultimo tocco è tristinese, sarà rimessa in favore del Precalcino. Pozzo cerca di far correre Dalla Valle, Fortuna non gli permette di andare sul retroporta, costretto a uscire da quella zona Dalla Valle, raddoppiato il 73, riesce ad andare da Calvo, carica il piatto della distanza e poi la deviazione da parte di Zanini che beffa l'incolpevole Re Flaminio. Il Precalcino è avanti dopo 5 minuti e 12 secondi con la deviazione vincente sotto porta da parte di Capitan Zanini, che firma quindi il suo primo gol in campionato per il classe 97, quindi cambia parziale al Palladante. Trissino 0, Monteco Precalcino 1. Vediamo come reagisce la squadra di Bertinato, recupera palla Pozzo, in avanti a trovare Calvo, poi bravo a chiudere tutto Ceretta e Fortuna. Poi Tognetti, vuole lo spazio al centro, pallina che esce non di molto dallo specchio della porta, poi Ceretta, Tognetti la mette giù. Pensa di mandare in avanti velocemente, ma il Precalcino si chiude bene. Fortuna non controlla la palla, ma ancora possesso trissinese. Boscaro velocemente da Ceretta, non riesce a liberare il tiro, si chiude bene il Precalcino. Allora Tognetti, blocco di Fortuna, allora prova il piatto Andrea Tognetti, la risposta con il guantone
di Sanson, poi Pozzo elude l'intervento di Fortuna, in avanti a trovare Dalla Valle, si chiude il triangolo con il 9. Fortuna lo spinge verso l'angolo, retroporta ancora Pozzo, arriva il raddoppio di Ceretta, Pozzo lavora bene, poi Dalla Valle in girata non riesce a trovare il guizzo giusto, poi Ceretta forse poteva ripartire più velocemente il 47, cambia gioco verso Boscaro, Ceretta, Tognetti, difende basso il Montecco Precalcino, poi prova Ceretta ad uscire, cerca la pallina nel mezzo e poi la deviazione di Pozzo probabilmente trova il pari, quindi il Trissino dura poco il vantaggio bianco-verde dalla discesa di Ceretta, era di fatto l'autogol di Nicola Pozzo, trova il pareggio la squadra di Bertinato. Importante avere già trovato il pari per la squadra di, appunto, di Bertinato. Dopo un avvio abbastanza equilibrato al Paladante. Fortuna non riesce a vincere contrasto con Dalla Valle, chiude Ceretta. Pozzo, Zanini, non controlla bene, Boscaro, lottare i due capitani in campo. Dalla Valle, lavora bene palla, ancora il 73, che gran giocata, il contatto con Fortuna. Il fallo di squadra, chiede qualcosa di più, la panchina bianco-verde, bella però la giocata messa in atto da Andrea Della Valle, che di fatto ha saltato 3 giocatori con una bella giocata con la stecca dietro la schiena. Per Chiminazzo è solamente fallo di squadra. Pozzo in diagonale, trovato Della Valle, ma c'è l'anticipo di Tognetti, allora Boscaro può attaccare 1 contro 1, Boscaro si allarga sulla sinistra, cerca il passaggio nel mezzo, legge tutto Pozzo, allora riparte il Precalcino con Zanini, a rimorchio c'è Pozzo, si chiude benissimo la squadra di casa, ora Calvo sul retroporta, non riesce a beffare il Re Flaminio, bravo ancora l'argentino a recuperare palla, Dalla Valle dalla lunga distanza, raso terra, legge bene la traiettoria Flaminio, ancora Dalla Valle in area di rigore, contatto con Boscaro sotto gli occhi di Chiminazzo, tutto buono, riparte il Trissino, Boscaro cerca il passaggio nel mezzo per Fortuna che in girata non trova il gol del vantaggio, Zanini riparte per il Precalcino, si trova tutta la difesa trissinese schierata, Zanini si mette in proprio, riesce a passare Zanini, ma Flaminio con il petto dice di no al capitano biancoverde che va vicino alla doppietta personale all'8° di gara. Ceretta, per Fortuna, movimenti in area, il Precalcino dentro tutta la propria area di rigore. Fortuna, ulteriori 16 secondi per andare alla conclusione per il Trissino, perde palla Fortuna, riparte il Precalcino, 2 contro 2, Zanini e Della Valle contro Tognetti e Boscaro. Tognetti a contrasto, arriva Boscaro che con un tunnel però non riesce a recuperare palla, Pozzo, salta Fortuna, ancora Pozzo in area di rigore, Flaminio con una gran parata mantiene il risultato sul pareggio, forse troppo morbido in questa situazione Luca Fortuna. Allora Carlo Bertinato effettua il primo cambio della gara, fuori Fortuna ed entra Giovanni Lanaro, eccolo qui il 27. Scende Lanaro sulla destra, trova Tognetti, Ceretta a cercare Andrea Tognetti, prima che finisce sull'angolo, non riesce a passare per Lanaro, arriva Pozzo, Lanaro con una bella steccata riesce ad andare da Ceretta, velocemente da Boscaro, mira troppo alta da parte del capitano trissinese. Poi c'è un cambio, fuori Zanini, entra Lo Guercio, più fisicità là davanti per gli uomini di Ginestar. Va Sanson a battere la punizione per il Precalcino. Pozzo trova Lo Guercio che gioca all'indietro.
Pozzo sulla destra, salta il difensore trissinese, poi Calvo a lottare con Boscaro, ancora Calvo, Flaminio respinge e poi Lanaro allontana. Calvo ora cerca di spingere di più il Precalcino, anche con l'ingresso in campo del Ringhiolo Guercio. Eccolo qui il 7, difende palla sulla sponda su di lui c'è Tognitti che recupera bene sfera, poi allarga il gioco da Boscaro, un po' di spazio il capitano, blocco di Lanaro, lo sfrutta l'11, ancora Boscaro, contrasto spalla contro spalla con lo Guercio, riparte il Precalcino, potenziale 4 contro 3, la conclusione di Pozzo, respinta da Re Flaminio 2 volte, poi un assist verso Andrea Tognetti, scende sulla sinistra, Tognetti si fa tutto il campo, contrasto in area, giudicato regolare dal direttore di gara, riparte adesso lo Guercio, movimenti in area di rigore di Dalla Valle, seguito da Ceretta, lo Guercio sterza, difende palla con il fisico il 7, riesce ad andare all'indietro verso Calvo, il rovescio poi addirittura con la mano, lo Guercio ha cercato la deviazione Dalla Valle, retroporta, cerca di aggirare Ceretta ma c'è la stecca di Re Flaminio, però è fuori dalla propria area di competenza. E allora 13:39 dal termine del primo tempo, c'è il primo time out della gara chiamato da Carlo Bertinato, 1-1 il risultato al vantaggio di Davide Zarini, ha risposto di fatto l'autogol di Nicola Pozzo. Negli altri campi di A2 il Recoaro sta pareggiando 1-1 contro il Montebello, mentre il Correggio sta vincendo 2-0 contro il Valdagno. In Serie A1 invece ancora fermi sul 0-0 nel derby d'alta classifica tra Bassano e Trissino, mentre il Castiglione avanti di una rete sul Giovinazzo. Punizione battuta in favore del Precalcino, con Calvo che cerca di beffare Flaminio, poi Lanaro si precipita a recuperare palla, c'è stato un cambio nelle file biancoverdi, è entrato il 23 Riccardo Tognazzo, al posto di Capitan Zanini. Ceretta, Tognetti, si fa vedere Lanaro nel mezzo, Tognetti, pallina che rimane lì, Lanaro ci ha provato con un calcio, tutto buono, Boscaro di prima intenzione, la parata ancora di Sasson, poi i contrasti tra Lo Guercio e Lanaro, tutto buono ancora per Chiminazzo, recupera Boscaro, lato corto, cerca di piazzarla sul pallo lontano, l'ultima deviazione è stata del Precalcino e quindi rimessa a Trissino. Lanaro e Ceretta sul punto di battuta, ancora una volta tutto il Montego Precalcino all'interno della propria area di rigore, anche un fallo di squadra a carico dei biancoverdi, distanza non rispettata. Tognetti, il piatto, Andrea Tognetti, vantaggio dei padroni di casa con una rasoiata da parte di Andrea Tognetti, probabilmente Sanson non l'ha vista partire e allora il Trissino ribalta il risultato
a 12:37 dal termine del primo tempo. La firma di Andrea Tognetti, quarto gol in campionato, il 10° in questa stagione di Serie A2. Schema che funziona quindi per gli uomini di Bertinato. Ora gioco passivo del Precalcino, punizione già battuta proprio dall'autore del 2-1. Ceretta porta palla sulla destra, punta lo guardia, un altro passo, Ceretta, ancora lui, Sanson para e riparte poi il Precalcino velocemente con Pozzo, movimenti in aria, la respinta di Ray Flaminio, poi bravo Boscaro con un gancio a saltare lo Guercio, dall'altra parte c'è Lanaro, Boscaro ha cercato la rete schiaccia, soluzione che non è molto piaciuta a Carlo Bertinato. Ceretta, Tognetti, blocco di Ceretta, legge Tognazzo, contrasto sulla sponda, ancora il 23 a lottare con Tognetti che va a riconquistare palla, cerca di liberarsi sulla sinistra, in mezzo a due, riesce a passare con un tunnel e poi ricomincia bene da Ceretta, si allarga a rovescio, debole però. Pozzo, trova lo Guercio, attenzione al movimento del 9, poi Boscaro a dare fastidio al portatore di palla. Calvo, salto Lanaro, Calvo a piazzarla sul palo lontano, mira troppo larga da parte del 22. Ceretta, Tognetti, tanto spazio ora per Simone Ceretta, alza la testa il 47, allarga ancora da Tognetti, va di piatto, respinto dalla stecca di Tognazzo, poi contrasto tra Lanaro e lo Guercio, falloso per il 27 tressinese. Ancora Sanson, rischia tanto, distanza non rispettata da Tognetti. Pozzo per lo Guercio, difende palla e riesce ad andare ancora da 9. Pozzo, blocco di Tognazzi, ma bravo Tognetti a recuperare, poi viene raddoppiato il 9, subisce, anzi no, lo commette il fallo, ma la punizione va battuta da palla ferma. Cambio per il Trissino nel secondo, fuori Ceretta e entra al suo posto Ciambetti con il 6. Giovanissimo, classe 2010. Lo Guercio, Boscaro recupera palla, ancora Boscaro, intercetta Calvo, poi il contrasto con Lanaro, tutto buono sotto gli occhi di Chiminazzo. Ciambetti, eccolo il 6, scuola Sandrigo. Tognetti e Boscaro a blocco, tanto spazio per Boscaro che va di piatto, Sanson respinge e poi Tognetti mette giù, ulteriori 40 secondi per il Trissino per andare alla conclusione, ma intercetto da parte di Tognazzo su Lanaro è efficace. Calvo, Zanini, rientrato in campo al posto di Pozzo, chiude bene Boscaro la discesa del capitano. Attenzione a Calvo, trova lo Guercio in area di rigore, Ray Flaminio non cade e riesce a parare la palla ombella tentata dal 7 bianco-verde. Boscaro taglia il campo, poi fermato proprio da Lo Guercio, se la porta avanti bene, ancora Lo Guercio, vuole il passaggio ma Ciambetti chiude e allora riparte il Trissino con Giollanaro sulla sinistra. Da questa parte c'è Boscaro, eccolo servito il capitano. Tognetti, Ciambetti, ancora il 9, autore del momentaneo vantaggio trissinese.
Lanaro prende il passo su Loguercio. Tognetti. Boscaro, giro palla infinito del Trissino ai limiti dei 45, poi passaggio sbagliato da parte di Boscaro sulla stecca di Lanaro, poi Tognetti va a lottare, Ciambetti recupera, ancora Ciambetti che prova il rovescio, finisce largo, ancora Tognetti, arriva la spinta di Zanini, il raddoppio efficace da parte di Tognazzo, riparte il precalcino con Loguercio che non controlla bene palla, riesce comunque ad andare da Calvo, il contrasto con Boscaro è falloso e quindi il Trissino sale a quota 5 falli di squadra contro i 3 del precalcino. Calvo nel mezzo Loguercio non riesce a trovare lo spazio per il tiro, poi contrasto con Tognetti, falloso, aggressivo il 9. Pronto a entrare Pippo Mazzaggio, lui che nella scorsa settimana ha debuttato anche in Serie A1, il classe 2010, nella gara contro il Castiglione. Loguercio in girata, arriva veloce Tognazzo, ma Ciambetti recupera, giocata di fino da parte del 6, molto agile, confronto alla fisicità di Riccardo Tognazzo. Ciambetti, attenzione qui, provvedimento il blu per Tognazzo, la gomitata a Tognetti non è piaciuta a Chiminazzo e quindi è cartellino blu per il classe 2008 Riccardo Tognazzo. Di conseguenza il Trissino 2 minuti di superiorità, fuori Ciambetti, entra Fortuna. Con Fortuna che adesso è chiamato come terminale offensivo, Tognetti e Boscaro probabilmente andranno coi tiri da fuori. Gioco sulla destra per gli uomini di Bertinato, stringe Tognetti, il blocco, allora il piatto di Boscaro si finisce la propria traiettoria sulla stecca di Loguercio, poi il contrasto, e allora ingaggia 2. Recupera Mazzaggio, tocco per Boscaro, velocemente da Tognetti. Blocco del 9 per liberare appunto il piatto di Boscaro, raso terras e poi la respinta corta di Sanson che Luca Fortuna non riesce a sfruttare per il vantaggio, e poi un altro cartellino blu, questa volta sventolato ai danni di Luca Fortuna, la spinta su Loguercio con troppa foga secondo il direttore di gara. E quindi di fatto si ripristina il numero di giocatori esterni in campo, 3 contro 3. Boscaro, Fortuna, Boscaro, Tognetti e Mazzaggio contro Loguercio, Zanini e Calvo. Parte l'argentino. Non trova la profondità, la recupera Tognetti, palla dentro per Mazzaggio che poi cerca il tocco sotto, la risposta di Sanson, e poi nel ribaltamento di fronte Zanini non riesce a riconquistare palla. Il Trissino avrà qualche secondo in più rispetto al precalcino di superiorità numerica, è pronto a rientrare Ceretta al termine dei 2 minuti di espulsione. Tognetti questa volta legge il movimento Zanini, bravo a recuperare palla, raddoppio di Boscaro, poi la spinta
da parte del capitano sotto agli occhi di Chiminazzo. Precaccino sale a quota 4 falli di squadra. Tognetti tocca male, Mazzaggio riesce comunque ad andare a vincere il contrasto con Zanini. Tognetti stringe Mazzaggio, pallina per Boscaro, prova il piatto Boscaro, troppo stretto, troppo strozzato il tiro del capitano trissinese. Lo Guercio per Zanini, trovare Calvo, lo attacca Tognetti, cade, poi Mazzaggio non vince il contrasto. È rientrato in campo Dalla Valle, qui attenzione a Zanini che non riesce ad andare a battere a rete. Dalla Valle per Lo Guercio, tocco ancora per il 73, allarga, poi la conclusione, la respinta da parte di Re Flaminio. Riparte adesso il Trissino, attenzione no, perché è ripartito Dalla Valle. Dalla Valle, la chiusura di Re Flaminio, poi Zanini, ancora Dalla Valle, c'è la steccata però del portiere trissinese, mentre è rientrato anche Cereta, quindi si ripristina il 4 contro 4. E poi c'è un ulteriore cambio per il Precalcino con l'ingresso in campo di Thomas Crovadore con il numero 6 che ora occupa l'area di rigore. Dalla Valle, spazio centrale per Crovadore, seguito da Boscaro, ricomincia da Calvo, prende velocità l'argentino. Zanini, Crovadore, vuole il piatto, la deviazione sotto porta di Calvo, non riesce a trovare però la potenza giusta per beffare Flaminio. Crovadore all'indietro per Zanini, chiama il blocco centrale anche Ginestar per i suoi. Dalla Valle sbaglia e allora si alza il pressing del Trissino, occhio ai 5 secondi. E allora punizione per gli uomini di casa. Quattro minuti scarsi al suono della sirena. Recupera palla Crovadore, in avanti velocemente da Dalla Valle, chiude Ceretta, ancora Dalla Valle si trova quasi lì per caso la sfera. Poi Ceretta solo per un attimo, Boscaro per Mazzaggio a rimorchio, Ceretta, poi il tocco sbagliato, riparte Precaccino ma lo fa male. Recupera ancora il Trissino, Mazzaggio all'indietro verso Ceretta, scende sulla sinistra, un po' di spazio, Ceretta cercata l'accompagnata dal limite, poi sbagliano a capirsi Boscaro e Tognetti, regalano palla a Crovadore ma Tognetti chiude tutto. Allora la conclusione da Soterra di Dalla Valle, respinta da Re Flaminio, 2 contro 2 con Boscaro e Mazzaggio. Ancora un'incomprensione tra il capitano e il giovane in casacca 28 trissinese. Altro time out chiamato da Carlo Bertinato. Movimenti anche nelle due panchine, pronto Ciambetti per il Triscio, attenzione Boscaro, preso a campo, Sanson legge le intenzioni del capitano e para. Crovadore dall'altra parte del mezzo, anche Re Flaminio fa ripartire il contrattacco, 2 contro 1 con Boscaro che attende, Mazzaggio, Sanson si allunga e para, si rimane sul 2-1. Crovadore dall'altra parte taglia il campo, c'è la chiusura da parte di Ceretta. Siamo sul retroporta di Re Flaminio. Crovadore arriva Dalla Valle, il rasoterra ancora respinto dal 43. Tognetti a dar fastidio al portatore di palla. Zanini,
sterza, deve saltare anche il compagno di squadra, ancora Zanini in mezzo a tre. Ancora il capitano, autore dell'1-0 iniziale. Ora Crovadore sul retroporta, finta un alza e schiaccia. Dalla valle di rovescio, poi Re Flaminio riesce a farla partire, riconquista palla Tognetti, allarga poi per Boscaro, 4 contro 3, Tognetti, ancora Boscaro, spazio per il piatto, Sanson. Una gran parata poi in ribattuta, Ceretta non riesce a buttarla dentro. Vicino ancora il vantaggio il Trissino. Attenzione all'inserimento nel mezzo di Crovadore, legge bene Mazzaggio. Zanini in possesso, l'attacco di Tognetti, commette fallo ancora il 9 ed è il numero 7. Ed ecco appunto il time out chiamato da Carlo Bertinato. Nelle altre piste il Recoaro sta pareggiando 3-3 contro il Montebello, mentre il Correggio sta prendendo il largo contro il Valdagno per 6-0, mentre in A1 il Trissino è passato in vantaggio con il gol di Alvarigno, mentre al Casamora di Castiglione Escobar sta mantenendo il vantaggio per i toscani contro il Giovinazzo. Zanini su di lui Ceretta, riconquista palla al 47, poi il contrasto tra Zanini e Tognetti. Eccolo qui Andrea Tognetti, allarga il gioco da Ceretta. Si fa vedere Ciambetti che è rientrato in campo con Mazzaggio. Movimenti dei due baby trissinesi. Ora Ceretta vuole pallina nel mezzo, Mazzaggio, c'è a rimorchio Ciambetti, servito il 6, prova il piatto da sotterra, Sanson la tiene lì e poi Zanini che ha un po' di spazio, taglia il campo poi Crovadore, cambia gioco per Pozzo. Zanini chiude bene Tognetti, lotta tra i due numeri 9 in campo, ad averla meglio è quello tricinese, poi la palla per Mazzaggio, si accentra, poi l'avrà accompagnata, legge bene la situazione dalla valle che chiude. E poi termina il primo tempo, 2-1 il risultato al Paladante, al vantaggio firmato Davide Zanini, poi l'autogol di Pozzo e il gol di Andrea Tognetti, 2-1 il risultato. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo.
Pronti per il secondo tempo tra Ok Trissino e Montecchio Precalcino, lo ricordiamo, partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie 2, Tressinesi avanti 2-1 nel risultato grazie all'autogol di Pozzo e al gol di Andrea Tognetti per il Precalcino, invece a segno Zanini in apertura di primo tempo. Ora i due quartetti sono composti da Dalla Valle, che ora esce al posto proprio di Zanini per una conclusione dritta una parte del corpo di Dalla Valle. Al suo posto Zanini insieme a Pozzo, Calvo e Loguercio. Per il Trissino Boscaro in campo con proprio Andrea Tognetti, Fortuna e Ceretta. Sempre Re Flaminio a difendere la porta trissinese, sempre Sanson. Invece per il Montecchio Precalcino, primo possesso pulito per gli uomini di Bertinato, con Tognetti che scende sulla destra. Ceretta. Tognetti rasoterra, non trova la deviazione venendo fuori dal secondo palo Luca Fortuna. Pozzo, Loguercio. Attaccato il 7, riparte da Pozzo. Calvo scende pressato da Ceretta, cerca lo scarico, non lo trova, poi bravo Ceretta, recupera Zanini, il passaggio per Loguercio, pallina alta, prima palla gol in questo secondo tempo per il Precalcino. Ceretta, mezzo 2, si autolancia il 47, giro della porta, forse ha preso anche un colpo sull'attacco di Calvo. Boscaro in area di rigore, ancora Boscaro, se la porta avanti, poi Ceretta la controlla. Boscaro e Ceretta dialogano sulla sinistra, alla 47, deve andare sulle tre quarti, girare palla verso Fortuna, contrasto è falloso quello di Loguercio. Conclusione di Tognetti sui gambali degli avversari. Zanini recupera velocemente poi da Loguercio, pressato il 7, bravo poi a gestire la palla verso il proprio capitano. Scende sulla sinistra Zanini, pallina nel mezzo per Calvo, la risposta di Re Flaminio, serie di contrasti Ceretta e Zanini. Fortuna ci mette una pezza, Boscaro la tocca per Tognetti che si lascia andare forse sul contrasto con Loguercio. Calvo. Loguercio occupa l'area di rigore, lo cerca il 22, Fortuna, poi se la porta avanti con il pattino l'argentino e poi il fallo di Luca Fortuna. Attenzione che il Trissino sale a quota 8. Calvo, arriva Pozzo di gran carriera, lo ferma Boscaro, poi pallina che schizza sulla stega di Loguercio, siamo sul retroporta. Ricomincia da Zanini, si allarga sulla sinistra ancora Loguercio, ma Boscaro riesce a prendere campo su Zanini. E poi Fortuna. Serie di sterzate del 95. Boscaro velocemente verso Ceretta. Ceretta dietro porta con Fortuna, si fa vedere Ceretta, Fortuna innanzi schiaccia, gli manca la conclusione, riparte Precalcino con Loguercio, bravo a toccare palla Ceretta, poi Tognetti altrettanto bravo ad andare a Fortuna, 1 contro 1 con Pozzo. Fortuna cerca l'accompagnata e rasoterra, è centrale, non riesce a trovare la conclusione giusta. Loguercio,
Boscaro recupera, pallina per Ceretta. Calvo sulla destra, attaccato da Boscaro, e poi la stecca alta da parte dell'argentino, colpisce nel viso Boscaro che rimane a terra. Ora è interrotto il gioco. Rimane a terra il capitano nel Tricino dopo il contrasto con Calvo. Si rialza il capitano al suo posto, entra Lanaro. Sì, una steccata penso sul sopracciglio. Porta palla Pozzo. Calvo attaccato da Lanaro che gli ruba palla, forse commette fallo il giocatore argentino. Riparte Trissino con Tognetti, prende bene il campo poi sul casco di Sanson. Ceretta scende sulla destra il 47. Su di lui c'è Zanini, si muove in area Lanaro, deve ricominciare da Tognetti, stringe Fortuna, il piatto della distanza dritto sui parastinchi, poi la pallina torna sulla stecca del 9. Ceretta non trova profondità il Trissino. Lanaro adesso sull'angolo, pallina nel mezzo, rimane sulla stecca di Loguercio che fa partire i suoi con Calvo. Zanini stringe, la conclusione di Calvo sui parastinchi di Ceretta. Riparte il Trissino con Tognetti, fa tutto il campo, poi il contrasto, forse il palo addirittura, il palo interno, non trova il gol il Trissino. Poi la conclusione che si spegne sulla stecca di Fortuna. Lanaro in avanti, a contrasto con Calvo, riesce ad andare bene da Fortuna, arriva rimorchio Ceretta, pallina a raso terra, palo e il gol di Lanaro, il gol di Giovanni Lanaro, il 3-1 del Trissino, doppio palo di Ceretta e poi la deviazione che mette tutti d'accordo è quella di Giovanni Lanaro. Il Trissino quindi si porta sul +2 a 19-11 dal termine. Secondo gol in campionato per Gio Lanaro. E allora il Precalcino ancora costretto a inseguire il fallo. Qua a parer mio molto dubbio. Dubbio il fischio di Chiminazzo su questo contrasto tra Ceretta e il giocatore del Montecchio Precalcino. E allora si accende la luce rossa per il Trissino, quota 9 falli. Dalla Valle cerca di saltare Fortuna, qui una steccata grande e grossa di Dalla Valle. Un fallo di reazione, voleva qualcosa di più la panchina trissinese. Non è dello stesso avviso Chiminazzo. Fortuna e Tognetti dialogano sulla destra.
scusate, sulla sinistra, poi allarga il gioco da Ceretta. Ancora Tognetti a impostare. Ceretta e poi appunto il fallo di Lo Guercio, la spinta, protesta il 7, protesta la panchina bianco-verde. Quota 8 anche il Precalcino. Scusate, quota 9. Ceretta, per fortuna ha chiamato un timeout anche da Ginestar, poi il tocco di Chiminazzo. No, quota 8 falli il Precalcino, si era accesa la luce rossa per sbaglio. Tognetti. Pallina in mezzo a cercare la deviazione di Lanaro, non riesce a trovare il gol. Dall'altra parte Calvo, Ceretta scherma e difende bene la porta di Re Flaminio. Poi il fallo di Calvo, ora sì che il Precalcino sale a quota 9 falli. Contrasto tra Lo Guercio e Lanaro, ora si libera bene Lanaro, cerca nel mezzo, recupera bene Lo Guercio che poi fa sua la sfera. Poi il contrasto con Tognetti, tocca la palla da terra Lo Guercio. Ora un po' di confusione in campo. Lanaro riparte per i suoi in accompagnata. Poi recupera palla ancora il 27, Fortuna. Chiama calma Carlo Bertinato per i suoi. Ceretta, Lanaro lascia palla a Tognetti. Dall'altra parte si inserisce Fortuna. Eccolo il 95. Ceretta prosegue sulla destra, si accentra, schiacciato il Precalcino. Fortuna cerca il gioco a due con Tognetti, deve ricominciare. Lanaro, Tognetti scipa palla a Calvo e allora riparte il 22 in avanti per Dalla Valle, aspetta rimorchio Dalla Valle, Re Flaminio col guantone. Poi Lanaro schermato dallo Guercio. Taglio di Dalla Valle, scende invece Pozzo. Calvo. Movimenti in area di Dalla Valle, anche quelli di Pozzo, lo cerca Nahuel Calvo ma non riesce a battere a rete Pozzo, si rimane quindi sul 3-1 in favore del Trissino. Tognetti, l'anticipo di Calvo, Lanaro a lottare con l'argentino, vince il contrasto il 27. Bravo a usare il fisico ancora Lanaro, la risposta di Sanson. Riparte Precalcino con Dalla Valle, sterza il 27. La conclusione respinta da Re Flaminio, poi il tocco alto da parte di Nahuel Calvo. Attenzione a un 3 contro 3 potenziale. Lanaro sulla sinistra cerca di piazzarla. Sanson col guantone, riparte Precalcino. Lo Guercio contro la difesa trissinese, si allarga sulla destra. Lo Guercio arriva Dalla Valle. Lo Guercio si mette in proprio, altra girata di Lo Guercio. Gioco di fisico da parte del 7 bianco-verde, pallina fuori.
Ma ancora Precalcino in possesso con Calvo che prova a raso terra, murato da Lanaro, Tognetti a contrasto con Pozzo. Dalla Valle, pronti 2 cambi per il Trissino. Calvo in mezzo a tutti, Calvo! Non trova la via del gol, bella l'azione personale, poi ancora Calvo in contrasto vincente, poi Lo Guercio per riaprirla, Lo Guercio è 3-2 a 15-10. Bravo Calvo a insistere, altrettanto bravo Lo Guercio a farsi trovare pronto in area di rigore, e allora il Precalcino si fa sotto a 15-10 dal termine con il gol numero 3 in campionato per Matteo Lo Guercio, che sfrutta bene una non perfetta uscita dal basso trissinese, mentre è rientrato Ciambetti, anzi sono rientrati Ciambetti e Boscaro per il Trissino al posto di Lanaro e Fortuna. Tognetti fa correre Boscaro e poi pulisce tutto Sanson. Lo Guercio cerca di prendere campo, poi Boscaro gli ruba palla con Ciambetti che taglia dall'altra parte, la conclusione di Boscaro, pallina che finisce dall'altra parte del campo. Ciambetti cerca di far proseguire l'azione, ma pallina che si spegne sull'angolo opposto. Pozzo. Gira palla adesso il Precalcino con Dalla Valle. Per andare alla conclusione ci prova, pallina però è larga. Ceretta sulla sinistra. Larga il gioco per Boscaro, prosegue Tognetti e il passaggio sotto gamba. Ciambetti non è pronto sul secondo palo. Pozzo in avanti, trovato Dalla Valle, punta l'avversario, tutto buono, riparte ora il Trissino 3 contro 2 mentre è rientrato Tognazzo con il 23, poi contrasto tra Dalla Valle e Ceretta, tutto buono, riparte Precalcino con Dalla Valle che aspetta l'inserimento di Pozzo. Tognazzo, la conclusione respinta da Re Flaminio. Ciambetti riparte per il Trissino, allarga per Boscaro di rovescio, Sanson le tiene lì e para, ingaggia 2. Calvo, attaccato da 2 giocatori trissinesi, il fallo l'ha commesso il Precalcino. Ceretta qui gestisce molto male l'antipressing il Trissino, ma diventa buona per Tognetti, 1 contro 1, Tognetti contro Pozzo, Tognetti in sottogamba, non riesce a trovare un altro più 2. Poi Ceretta allarga per Boscaro, di prima intenzione Tognetti, altra palla gol che il Trissino non sfrutta. Cominciano a diventare un numero abbastanza importante. Conclusione di Calvo respinta. Tognazzo, retroporta Calvo, seguito bene da Ceretta, recupera Ciambetti che può allargare il gioco, trova invece sulla verticale Tognetti. Boscaro
Scende, pallina nel mezzo, Sanson respinge. Poi il tocco. E Tognazzo che prova la conclusione. Pallina alta da parte del 23. 11:28 al termine. Sempre 3-2 il risultato. Tognetti mezza 4, cerca l'invenzione verso Ciambetti, eccolo il 6, dialoga con il 9. Occupa l'area di rigore Ciambetti, schermato da Dalla Valle. Ceretta, Boscaro. Vuole il piatto, lo cerca, Ciambetti non anticipa Dalla Valle. Zanini a contrasto con Boscaro, spalla contro spalla, tutto buono. Tognazzo prosegue sulla sinistra, l'inserimento di Zanini. Tognazzo attaccato da Boscaro, non perde palla il Precalcino, tutto solo Tognazzo. Pallina nel mezzo, Boscaro lo anticipa. Poi Tognazzo a contrasto con Tognetti, passa il biancoverde, poi lascia palla a Zanini. 7 secondi per andare alla conclusione, con Della Valle che poi entra dentro la lunetta di Ray Flaminio e quindi rimessa in favore del Trissino. Negli altri campi di A2 il Recoaro sta vincendo 5-3 sul Montebello e invece il Correggio 8-0 sul Valdagno, mentre in A1 il big match tra Bassano e Trissino è sul 1-1. Il pareggio porta la firma di Gerard Riba, mentre a Castiglione è 2-2 tra la squadra di casa e il Giovinazzo. Boscaro. Tognetti prende bene il campo, Tognetti non trova, si schiaccia e poi Sanson se la ritrova lì quasi per caso. Dieci minuti al termine, siamo sempre 9-9 per quanto riguarda i falli. È entrato in campo Mazzaggio per il Trissino. Tognazzo a lottare con Tognetti. Passa il 23, però Tognetti commette fallo ed è il numero 10. E quindi sarà tiro diretto in favore del Precalcino. E allora la responsabilità sulle spalle di Ray Flaminio per il Trissino e di Riccardo Tognazzo. Si attende il fischio. Parte Tognazzo, la conclusione Ray Flaminio di Pantaglia a dire di no sulla conclusione del 23. Dall'altra parte Tognetti cerca di rientrare, fermato da Pozzo. Si rimane quindi sul 3-2, il Precalcino non sfrutta il bonus, ora recupera palla Tognetti, stringe Boscaro, diventa buona proprio per Boscaro, Boscaro cerca anche lui di piazzarla, ancora la parata da parte di Sanson, dall'altra parte Dalla Valle, chiuso da Ceretta. Trissino chiama calma. Si fa vedere Mazzaggio. Ceretta. Un po' bloccata questa azione del Trissino, cerca di accelerare il 47. Poi allarga verso Boscaro in girata, si libera. Movimenti in area di Mazzaggio, ancora i contrasti. Reconquista palla Zanini,
cerca il passaggio centrale, attenzione a Mazzaggio che recupera, appoggiano indietro per Tognetti, scambiano in due, ancora Mazzaggio al limite, cerca il passaggio nel mezzo, l'anticipo di Sanson, contropiede guidato da Tognazzo, stringe nel mezzo dalla Valle, Tognazzo vuole il rovescio, respinto però dalla stecca di Simone Cedetta, che poi appoggia da Tognetti. Attenzione ai contrasti tra Zanini e Mazzaggio. Ceretta sul lato sinistro del campo. Ora siamo a destra con Tognetti. Ancora Boscaro. Bella la finta. Boscaro in area di rigore. Sanson ci mette il corpo per opporsi. Poi brutto errore in fase di uscita. Mazzaggio al limite. Si ricompatta bene la difesa del Precalcino. Tognetti, spazio per il piatto sul primo palo con la testa ancora una volta Sanson a non permettere il doppio vantaggio al Trissino. Dalla Valle rientra in campo Lo Guercio per il Precalcino, eccolo qui il 7, scende sulla sinistra, giocatore che ha per qualche anno visto anche maglie importanti in Serie A1. La conclusione di Boscaro è debole. Tognazio in avanti in diagonale a cercare Dalla Valle, Mazzaggio perde brutta palla, Lo Guercio, l'incrocio dei pali strozza l'urlo della gioia del gol al 7 che poi la riconquista, ancora Lo Guercio, respinge Re Flaminio due volte e poi allontana. Poi si interrompe il gioco, si è staccato un pezzo di ravvisiera, se non ho visto male, di Re Flaminio, o semplicemente c'è solo da asciugarla. Grande palla gol quindi per il Precalcino, a 6:30 dal termine resiste il muro trissinese. Pronti a ricominciare. Lo Guercio fa da perno nella tre quarti avversaria. Pozzo, non si chiude il triangolo, bello l'anticipo di Tognetti. E poi Ceretta. Rischia qualcosa il 47, deve uscire dal gioco passivo. Allora punizione per il Precalcino con Calvo e Lo Guercio. Attenzione agli inserimenti da dietro di Pozzo. Recupera Boscaro, riesce ad andare da Tognetti, spazio ora per il 9. Si muove in avanti Ceretta, così come Mazzaggio che ora occupa l'area di rigore. Eccolo il 28. Tocco all'indietro a Boscaro, giro palla per Ceretta. Cercare il lato debole del Precalcino. Boscaro. Boscaro scende sulla destra, prende velocità, retroporta il capitano trissinese, poi il fallo di Tognazzo, c'è tutto cartellino blu, il secondo per il 23, proteste e attenzione, e quindi saranno 2 minuti di superiorità numerica.
Tognetti, Mazzaggio deve andare a concludere il trissino. Sanson con la mano di fatto regala ulteriori 45 secondi al possesso trissinese. Boscaro per Tognetti sulla destra con Mazzaggio, ecco il blocco di Ceretta, conclusione di Tognetti deviato da Pozzo. Insiste la squadra di Bertinato, Mazzaggio, Tognetti velocemente da Boscaro trovato, poi Ceretta, si muove il trissino, Mazzaggio, Tognetti, è un passaggio che Pozzo riesce a leggere bene e fa ripartire i suoi. Pozzo ancora in accompagnata, che Re Flaminio quasi si trova sulla stecca, poi Mazzaggio elude l'intervento di Pozzo. Largo Ceretta, servito il 47, appoggia l'indietro da Tognetti. Mazzaggio, pallina nel mezzo per Tognetti, si allunga ancora Sanson. Non permette il trissino di andare sul +2. Mazzaggio, Tognetti, attenzione a Ceretta sul secondo palo, ma il 47 è entrato nella lunetta di Sanson, secondo Chiminazzo. Riparte il precalcino in inferiorità. Calvo gioca all'indietro. Lo Guercio passa in mezzo a due, poi Calvo con Pozzo, trovato Lo Guercio nella metacampo avversaria, toccato da Boscaro, vuole il fallo il numero 7. Lo Guercio è passato in qualche modo, Lo Guercio in girata, Re Flaminio chiude, pallina che rimane lì, poi Ceretta riconquista palla, Mazzaggio con una mano verso Boscaro, entra entrato il quarto esterno del precalcino. 3:15 al termine. Tognetti appoggia per Ceretta. Boscaro perde una brutta palla, ma c'è stecca alta da parte del precalcino. Fuori Lanaro e fuori Mazzaggio ed entra Fortuna, ne mancano 2:45. Qui rischia qualcosa il trissino, proteste da parte di Ginestar e da tutta la panchina biancoverde. Non vuole rischiare Carlo Bertinato, vuole abbassare i ritmi ora il trissino, contando anche che il precalcino è a quota 9 falli. Attenzione a Pozzo, movimenti di Dalla Valle che ha colpito il palo, secondo legno per il precalcino in questo finale, dopo quello di Lo Guercio anche quello di Dalla Valle. Tognetti dall'altra parte, tocco all'indietro verso Boscaro, si prepara a rovescio, anzi è un passaggio verso Ceretta, si fa vedere Fortuna, servito, punta a muovere palla, adesso il trissino. Fortuna cerca la profondità con Boscaro che gli viene incontro, Fortuna pressato da Pozzo, non riesce a eludere l'intervento dell'avversario. 90 secondi al termine. Vediamo se Ginestar gioca la carta del quinto uomo. Pozzo toccato da Ceretta. Lo Guercio per Dalla Valle, pallina larga, poi Ceretta vince il contrasto con Pozzo, pallina che schizza nell'altra metà campo. Tognetti perde una brutta palla il trissino, ora tanta confusione in pista. Tognetti, dall'altra parte c'è Boscaro per chiuderla, Boscaro in area di rigore, Pozzo para, Fortuna ancora Sanson a chiudere, dall'altra parte c'è il precalcino con Calvo, la chiusura e poi Lo Guercio. Re Flaminio salva il trissino in questo finale, non è finita ancora. Lo Guercio sul retroporta, 40 secondi, Calvo
il taglio, Re Flaminio legge tutto, fa partire Trissino con Boscaro che rientra, Boscaro e il gol di Edo Boscaro, la chiuda il Trissino con il proprio capitano, è 4-2 a 30 secondi dal termine, la firma del capitano trissinese. Il Precalcino è andato molto vicino al pareggio, ma alla fine a portarla a casa è il Trissino che a 30 secondi dalla fine segna la rete del 4-2 e time out chiamato da Carlo Bertinato. La rete di Edo Boscaro che così firma il secondo gol in campionato. È potenzialmente decisiva per questo finale. Negli altri campi di A1 il big match tra Bassano e Trissino ancora inchiodato sull'1-1 a 4 minuti dal termine, mentre il Giovinazzo sta vincendo al Casamora per 4-3, mentre nei campi di A2 il Correggio ha vinto 8-0 e Recoaro sta pareggiando 5-5 contro il Montebello. Ora Ginestar schiera il quinto esterno, Pozzo, Calvo come ultimo uomo, Lo Guercio come terminale offensivo insieme a Zanini. Pozzo, chiuso a quadrato il Trissino, conclusione di Fortuna, conclusione di Calvo, respinta da Fortuna. Poi Zanini, mantenere alto il pressing del Precalcino in fase di non possesso, poi proprio il numero 8 entra nella lunetta del portiere trissinese, ma manca esattamente 1 secondo e mezzo al termine della partita. La pallina però è del Precalcino. Pallina nel mezzo, Re Flaminio chiude e poi la steccata di Lo Guercio, ma termina qui l'incontro. Il Trissino batte il Montecchio Precalcino in una sfida di grande tensione, anche di grande agonismo in campo. Vince il Trissino per 4-2 grazie alle marcature da parte di Tognetti, Giovanni Nannaro e il Boscaro e l'autogol di Pozzo. Per il Montecchio Precalcino invece le reti di Davide Zanini e Matteo Lo Guercio. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata dopo questa stupenda partita tra Hockey Trissino e Montecchio Precalcino.